Orchestra di flauti dritti. Fino a pochi anni fa, gli esperti ritenevano che fosse impossibile realizzare flauti dritti, detti anche flauti a becco oppure flauti dolci, che producessero note basse, perché per le grandi dimensioni erano previsti solo suoni molto morbidi. Ecco perché non esistevano orchestre di flauti. Tuttavia, l'ucraino Boris Gulashevsky, dopo aver ricevuto una formazione musicale ed essere diventato un musicista professionista e aver imparato a padroneggiare vari strumenti, decise di concentrarsi sul flauto. In un'occasione dovette aggiustarne uno fatto di bambù. Con il tempo imparò a fabbricare da sé i suoi flauti. In seguito riuscì a costruire un flauto con uno speciale sistema di risonanza che intensificava il suono. Grazie a ciò i flauti potevano eseguire note più gravi senza perdita di volume. Ben presto arrivarono diversi set o famiglie di flauti che potevano produrre armonie complesse. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Boris aveva perso la vista. Dopo la guerra si stabilì a Kameniec-Podilsky, dove visse per 35 anni. Per qualche tempo aveva formato orchestre composte da strumenti musicali tradizionali. Una delle sue orchestre era composta solo da musicisti cechi. Poi, nel 1960, formò un'orchestra composta unicamente da flauti, l'unica del suo genere non solo in Unione Sovietica, ma anche nel resto del mondo. Nel 1981 si trasferì a Yoskara-Ola, circa 600 km a est di Mosca. Lì continuò le sue attività creative. Una delle sue orchestre aveva 45 componenti che suonavano una grande varietà di flauti. Fra questi c'erano un flauto acuto lungo 29 cm con un diametro inferiore a 1 cm e un flauto contrabbasso alto più di 3 metri con un diametro di 20 cm. I loro concerti venivano trasmessi dalla radio e dalla televisione e si esibivano in tutto il territorio nazionale. Nel 1986, durante un concorso che coinvolgeva gruppi musicali e orchestre provenienti da tutta l'Unione Sovietica, Boris ricevette sia un certificato che una medaglia per aver sviluppato l'arte del flauto. Anni dopo fu prodotto un film documentario intitolato Solo for Pipe or the Fairy Tale of a Musician, a solo per flauto, la storia di un musicista. Il quotidiano Mariskaya Pravda riportava: Boris Nikolaevich Gulashevsky, che appare in questo film, ha ricevuto un certificato speciale per aver creato l'unica orchestra di flauti in Russia.